piace Sardara? Bellissimo. È una bella cittadina, veramente, una bella cittadina. O no? Sì. Bellissimo. Com'è? È bellissimo. No, è più bello così. Bellissimo. Bellissimo. Vedi che è più bello così. Ok, tu lavori qua, vero? Lavori qua? Vabbè, buon drink. Buongiorno, siete di Sardara voi? Sì. Oh, dobbiamo andare a parlare con il sindaco, il caro amico. Sindaco, come si chiama? Io mi chiamo Leandro. Leandro. Però non ne parlo molto bene del sindaco. Ah. Vuoi riprendere? No, dica, a me fa piacere. Lo so che a te ti fa piacere, ma non ne voglio parlare. Ma dica una sola cosina, me la dica. Ma hanno detto, guardi che hanno parlato, mica... Sì, ma io non voglio... Non vuole proprio dirne nemmeno una. No, queste relazioni pubbliche così, no. Ma una parolina. Stavo scherzando. Me ne dica qualcuno. Io non sono da qui. Allora non so. No, no, siamo di Villa Cidro, noi tre. Noi tre di Villa Cidro. Sicuro? Fate l'espressione di Villa Cidro? No, ci credo. Sardara, allora se l'ho già intervistata. No, ti credo. Io lei lo conosco, l'ho visto un sacco di volte intervistando. Gennaro, troppo dopo, simpatico. Grazie. Spacca, spacca. 1, 2, 3. Spacca, dai che c'è. Allora, aspetta, si convitava. Aspetta, senti, devo andare a parlare con il sindaco. Angelo Macia. Bravissimo. Hai qualche bella cosettina da rimproverargli? È una bravissima persona. Io non posso rimproverare, è un carissimo mio amico. Ma cosa vuol dire? Ma un amico gli può dare anche un consiglio? Mamma mia. Questo non farlo ok. Non farlo ok perché guarda, devo dirti che come si chiama? Amico di Rossano Caddeo, no? E chi? Susana Loredo. Susana Loredo, tu sei nata? Il sindaco di? Loredo. Senadoredo, senatore. Non lo conosci? No. Tu lo conosci? No. Silenzio, che sta per succedere qualcosa di importante, allora? E allora mi rimprovero, sono un carissimo amico loro io e mi rimprovero. Se io a loro dico qualche cosa che non va bene, mi rimprovero, per carità. Ho paura. Ma va. Scherzando tu. Ma chi è questo senatoretto? Cadeo, Rossano, lo conosci? No. No, una brava persona. Ma chi è? Comunque al sindaco cosa... Lui è un pezzo più grande di Sardara. Al sindaco cosa possiamo dire? Il sindaco... qualcosa, su. Angelo, Lui è uno dei più pezzi più grandi di Sardara. Uno dei più pezzi? Più grossi. larghezza però. Sentiamo, non ci distraiamo. Angelo. Che dia un po' di occupazione ancora a Sardara, nonostante si sia impegnato, che sblocchi la zona industriale, perché la zona industriale ci sono un sacco di artigiani e piccole imprese che chiedono queste cose. Purtroppo non so per quale motivo hanno bloccato, mi sembra che hanno cattato due osso su due cani, penso che invece lo spiegavo con che cani, là, penso che, non lo so, davvero. No, non c'è, come si dice, questo su sintetizzato, è nato, questo su che non lo voglio toccare. Pallettizzato. Canta il tuo osso, alcun giovedì, a blocca, dove sei nato? Ideologia. Hanno trovato dei pezzi archeologici. Che non mi ricordo. Comunque hanno trovato. Ma cani ammazzati. Ma con che cani hanno attaccato? Pensavano che fosse un dinosauro, capito? Ma invece è un cane. Un cane. Si è interrotto tutto. Si è rotto tutto, hanno bloccato tutto. Ma il teschio del cane dov'è? No, stanno esaminando. Stanno esaminando il teschio del cane. Mi sembra che sia 5 o 6 anni. Il cane? Il cane, no. Sono 5-6 anni che stanno Che hanno esaminando bloccato, il cane. sì. Ci sono, mi sembra, una tenda di lotte, hanno utilizzato il due. E questo nella zona industriale. Testa del cane. Questo va sbloccato. Testa del cane. Testa del cane. Con che cane, non mi ricordo. Testa del cane. Non ti sa questo cane quanti anni ha? No, stanno esaminando, forse. Ma chi lo sta esaminando? Questo che ci canta scongiovere, sta esaminando. Vabbè, ma dove sono?
Archeologo. Ma dove sono questi archeologi? Qua sono. Zona industriale. Sempre là stanno questi qua. La zona industriale perché per motivi di questi qua Di questi cani. che hanno trovato, sì. Lei lo sapete? No, ma che erano resti umani, non so com'è. Umani, non cani. Resti umani. Certo. Sono resti umani, non sono cani. No, non ti ha fatto ossa, proprio un cane per te. Insomma, il mistero di Sardara, saranno cani o resti umani, non si sa. Resta un mistero. Un mistero. La mattina discutete, parlate, pronunciate. Ecco, vedete, questa è Sardara, stiamo per andare a conoscere il sindaco al quale devo fare i complimenti per l'illuminazione. Ci sono stati durante il tragitto che ci portava qua dei lampioncini d'epoca molto molto carini, poi glieli faremo di persona. Adesso andiamo a cercare il sindaco. Io voglio fare i complimenti a voi. Grazie. Per il centro degli anziani vi faccio i complimenti. Grazie. Buongiorno e auguri, auguroni, auguri, auguri. Faccio i complimenti perché lo gestite bene, bravi complimenti, quanto è giusto è giusto. Ho visitato tutto io, sono andato a controllare, lo gestiscono bene, tutto pulito, bravo, e vedo che queste signore anziane e questi signori anziani tenuti bene, bravi, bravi, bravi. Volevo dire che non tutti aprono le porte alle telecamere, loro hanno aperto le porte tranquillamente e ci hanno fatto guardare. Noi non vi facciamo guardare, però basta girare l'occhio per vedere questo centro degli anziani come è gestito bene. C'è ordine e pulizia, abbiamo anche il sindaco, eccolo qua, buongiorno. Signor sindaco, come sta? Allora, signor sindaco, io sto facendo i complimenti perché quando è giusto a queste persone che gestiscono il centro degli anziani. Sono bravissime. Sono bravi. Sono brave. Sono bravi gli anziani, ma sono brave soprattutto le signore e le ragazze che lavorano tutto il giorno con loro. Incredibile, io ho notato, sono andato a curiosare, tutto pulito. È sempre così, non è oggi. Non è... No, ma loro non lo sapevano, faccio una premessa. Loro del centro non lo sapevano che arrivavo qua, quindi, bene, allora signor sindaco, noi ne rubiamo pochissimi attimi. Voi che andiamo su e vediamo il panorama? Andiamo, possiamo salire? Andiamo. Signor sindaco, le stanno facendo un sacco di complimenti a lei in paese, il migliore. Il miglior sindaco che c'è a Perché lei è il migliore. Il migliore che c'è a Sardara. Che sta facendo tanto. Questi sono i complimenti, Che sta facendo tanto. Insomma, una persona a modo. Questo è quello che dicono alcuni cittadini. Ma mi fa piacere anche perché ce la stiamo mettendo veramente tutta per cambiare un pochino questo paese e dare una prospettiva ai tantissimi disoccupati che ci sono. Ecco, so che tra l'altro voi siete riusciti anche a dare lavoro ad alcuni disoccupati, o sbaglio? Ma in questo periodo diciamo che i lavori delle terme hanno dato lavoro a diverse decine di operai. Stiamo lavorando con i cantieri comunali per l'occupazione, stiamo cercando di fare il possibile, ma la situazione è così disperata che non è facile. Allora, signor sindaco, vorrei sbagliare no, Masia, è sbagliato? Magia, ecco, sapevo che sbagliavi. Signor Magia, adesso arrivano le note dolenti. Siamo pronti? prontissimi. Allora, gli ambulanti stanno protestando, vogliono cambiare la posizione del mercato. È giusto, non è giusto? Dica lei. Noi per gli ambulanti abbiamo attrezzato un'area vicino al parco pubblico che è centrale nel paese. Adesso stiamo sistemando un'altra piazza, la piazza Pota, però pensiamo che la posizione migliore anche per lo spazio a disposizione. Fermi su questa cosa. No, siamo pronti a cogliere tutte le proposte che vorranno. Bravo. Un'altra cosa volevo dire, prima che me ne dimentico, sono le luci, vero? Peccato che da qua non si vedano. Complimenti, avete fatto un'illuminazione troppo bellina. Guarda Guglielmo, guarda nel centro storico, si vede lì, vedi? Quel lampione lì, lo vedi là? Quello, ecco. Pensate che nel centro storico ci sono tutti questi lampioni così, molto belli, complimenti veramente. Avete visto anche il selciato nel centro Abbiamo visto storico? anche il selciato, complimenti, veramente. Allora, questa cosa mi ha fatto troppo ridere. Ma cos'è questa cosa della zona industriale che si è bloccata per una testa di un cane? No, la zona industriale
ci sono alcune aree bloccate perché è stata rinvenuta una importantissima necropoli romana. Oh, quindi non è una testa del cane, come dicono. Abbiamo già scavato 80 tombe romane e ce ne sono altrettante. Bello. Adesso abbiamo i lavori bloccati per via della pioggia, è una zona molto umida e quindi è una scoperta archeologica eccezionale che dimostra l'importanza di Sardara anche nel periodo romano. Bene, quindi questo a questo punto porterà anche turismo, spero. Noi stiamo per aprire il museo archeologico perché abbiamo un discorso complessivo di valorizzazione turistica di questo paese che va con le terme, il museo archeologico e il centro storico che voi vedete. Pensiamo che ci siano le carte per giocarci un po' questa carta sì, del se si fa turismo. pubblicità, io le rubo 2 istanti, poi dobbiamo essere più veloci, Certo. perché se no non ce la facciamo a rispondere a tutte le domande. Ecco, io direi una cosa, ma perché alcuni sindaci della Sardegna, che veramente hanno delle zone particolarissime, non fanno dei filmati e li esportano, che ne so, in agenzie turistiche della Germania, della Francia, dell'Inghilterra? Perché uno che sta in Germania e vede una cosa del genere dice, caspita, io d'inverno ci vado a passare una settimana, ci sta una meraviglia. Perché questo non viene fatto? Noi stiamo cercando di farlo. In Europa ci sono 100 milioni di europei che sono in grado di viaggiare e soprattutto che vedono la Sardegna come l'esotico, il posto dove venire anche in Perché la inverno. Sardegna, tra l'altro, bravo, ci si può venire anche d'inverno, perché in un paese come Sardara e come tanti altri paesi che ho visitato c'è un centro storico che è veramente romantico, dove un tedesco qua si rilassa. Io ho visto nel mese di novembre ho visto una famigliola di svizzeri in maniche corte che passeggiava e questa è la cosa che ci fa ben sperare. Allora, andiamo avanti. Sì. Mi dicono, non l'ho capito bene, lo so, dobbiamo stringere, sia proprio velocissimo. Botta e risposta. Più ordine mi dicono. Ordinare tipo... Sì, l'ordine ci deve essere da parte di tutti, da parte di noi stessi in primo luogo, i cittadini che devono, ordine vuol dire tutto, contribuire a tenere pulite le strade, i rifiuti Quindi, al posto giusto, collaborazione da parte di tutti. Diminuire la monnezza, cioè nel senso la spesa in proporzione alle famiglie, perché dicono che viene fatta, se uno ha una famiglia ci sono 6 persone, viene fatto il calcolo su 6 persone. E questa è una nota dolente perché noi abbiamo avuto quest'anno una quantità enorme, non preventivata, di rifiuti portati in discarica. Questo ha portato a un aumento dei costi spaventoso. Infatti. Quindi questa è una nota dolente, non so se riusciremo. Ecco, è una nota dolente, quindi rimane una nota dolente. Signor Sindaco, lei che ha fatto tutte queste cose belline qua dentro, le luminarie di Natale dove sono? Ma le luminarie di Natale abbiamo pensato anche che in un momento di crisi come questo, che potesse sembrare anche un segno di un invito allo sperpero, eccetera. Allora, alcuni marciapiedi rotti. Certo, ce ne sono alcuni ancora rotti, altri li abbiamo già rifatti, speriamo che col 97 si facciano tutti i marciapiedi del paese. Ecco, bene. Strade dove ci sono i pozzetti che non tirano. Questo è un altro problema. L'8 ottobre ha fatto una sorta di inondazione. Il paese ha messo a dura prova il nostro sistema fognario e gli operai del comune stanno lavorando quasi tutti i giorni per rimettere tutto a posto. Quindi comunque stanno lavorando. Sì. Allora, strade bianche, via Puglia e via Veneto e abbiamo finito. Via Puglia e via Veneto sono in corso d'appalto. Tra qualche mese verranno asfaltate. Verranno asfaltate tra qualche mese? Tutto. Ecco qua, abbiamo iniziato bene nel 97, carissimo signor Sindaco, magia, detto bene? Certo. Sì, magia. La domanda a 100 milioni è questa adesso. Ma lei quanto guadagna? Al mese a nette, pulite in tasca? Nette, allora sono 1.165.000 tassate al 19%, devo pagarci la differenza IRPEF e la tassa sulla salute, mi restano 900.000 lire al mese. Oh, ecco fatto, 900.000 lire. Non è in buona classifica con gli altri sindaci? No, Bassa classifica. Anche perché l'indennità è rapportata al numero degli abitanti. Noi siamo sotto i 5.000 abitanti, anche se i problemi non è che sono minori nei comuni più piccoli, anzi forse sono maggiori. Esatto, è vero. Va bene, signor Magia, noi la ringraziamo. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, buon 1997 e che Sardara trionfi insieme al suo sindaco. Va Ce bene? lo auguriamo. Allora, arrivederci a tutto, buon anno e scopri il paese continua. Scopri il paese continua, continuate a scrivere in via Venturi 5, Gennaro Show, Sardegna 1. Ciao, buon anno, arrivederci, che bel panorama, guarda il panorama.